Carlo riconferma Riatti nella formazione titolare, come avete visto. Bentivoglio va in panchina insieme a Mandelli, Morero ripromosso titolare al centro della difesa. L'Udinese con il pericolo di Natale in attacco, ma sarà una partita bruttissima, non con tante occasioni da gol, ma le più clamorose, dobbiamo dirlo, saranno del Chievo. Ecco i due capitani di Natale e Pellissier. Un primo tempo da sbadigli, Marino, l'ex, Pinzi, riconfermatissimo trequartista, Mimmo Di Carlo e Mazzolini che è l'arbitro dà il via. Il primo episodio arriva al 7° minuto e c'è questo contrasto Pellissier-Coda. Alla peggio il difensore dell'Udinese che era al rientro si infortuna anche in maniera abbastanza grave, gli si gira il ginocchio, sarà costretto al cambio dentro Ferronetti. Ecco qui lo scontro con Pellissier che mette male la caviglia ma si riprenderà. Con le immagini siamo al 15° con la prima azione del Chievo, il primo timido tentativo di Ariatti. Andanovic non sicurissimo, riesce comunque a deviare in calcio d'angolo. Siamo al 23°, l'Udinese che prova ad arrivare dalle parti di Sorrentino con una manovra, con un tiraccio da dimenticare di Flores. Alla mezz'ora ancora l'Udinese con Asamoah, guardate, era in attacco il Chievo, Asamoah prende il pallone, fa tutto il campo, nessuno lo ferma, Luciano che non riesce ad opporsi, rischia di fare fallo, però lo porta fuori e poi sbaglia tutto Asamoah che passa questo pallone a Sorrentino. Andiamo al 31°, un'altra conclusione dalle parti di Sorrentino, l'Udinese che ci prova ma che è poco concreta, il lancio lungo e con Di Natale che arriva a rimorchio, che va a sparare altissimo, davvero poche palle gol, se non questa con un buon inserimento di Pinzi che però non è un attaccante e lì dentro l'area non riesce ad impensierire Andanovic che poi rischia qualcosina e riesce comunque a spazzare. Come vedete c'è pochissimo in questo primo tempo, con l'Udinese che prova a fare possesso palla, prova ad arrivare in zona gol con la manovra. Ecco qui un cross e un timidissimo colpo di testa di Di Natale. Tutto qui il primo tempo, con il Chievo che pensa soprattutto a difendersi, a lanciare come al solito dalle parti di Pellissier che non si è mai reso pericoloso. Nella ripresa parte meglio la squadra di Marino, con il Chievo sempre lì ad attendere. Ecco però che le conclusioni, un po' come nel primo tempo, sono praticamente da dimenticare, o fuori misura o debolissime. Il tiro di Flores e l'inserimento di Natale al 7° minuto con questo tiro a giro che Sorrentino controlla senza problemi. Attenzione perché Pinzi viene ammonito, salterà la prossima partita con il Parma, una ammonizione abbastanza pesante per l'ex del match, mentre poi l'Udinese va alla conclusione. Il fallo c'era e il cartellino qua ci può stare, non in altri casi sono stati estratti un po' troppi cartellini gialli nei confronti del Chievo. Ancora l'Udinese però, siamo al 13°, il lancio per Di Natale che non riesce a far esplodere il suo destro. Entrerà Sanchez al posto, anzi già è entrato Sanchez al posto di Pepe all'intervallo, e l'Udinese che continua ad attaccare, il Chievo lì che aspetta come sempre. Attenzione Sanchez, e Sorrentino rischia tantissimo qui, bisogna vedere più volte questa azione perché in questo momento il pallone non ha oltrepassato la linea di porta e quindi ha visto benissimo il guardalinee per sicurezza anche da questa angolazione. Qui di sicuro non è dentro la porta, qui un attimo un brivido, però a mio avviso non ha oltrepassato del tutto la linea di porta. E subito dopo la reazione del Chievo, una bella manovra con il cross di Frey e Pinzi che si mangia un gol di testa incredibile al 18°. Giampi Pinzi, il più pericoloso sotto porta, ma come dice lui ha i piedi da Tagliaboschi, ha forse la testa non del bomber e qui non inquadra lo specchio della porta, però il suo inserimento è d'applausi, meno d'applausi la conclusione. Entra Bentivoglio al posto di Ariatti, un cambio che non porterà ai risultati sperati e vi spiegheremo anche il motivo. Poi alla mezz'ora altro cambio preventivato, Granoce per De Paula, un De Paula che ha fatto il possibile ma non si è mai reso pericoloso. Granoce si fa vedere al 37°, bellissimo questo tiro, attenzione questa manovra, attenzione al tocco di Pellissier, Bentivoglio e poi Pinzi. Questa è un'altra palla gol incredibile, siamo al 31° in questo momento e Pinzi va a sfiorare il gol e qui bisogna rivedere questa azione. Ecco qui Luciano dentro per Granoce che fa tutto bene,
Fa molto bene anche Pellissier, però Bentivoglio non può tirare così debolmente. C'è anche la deviazione di Andanovic, un tiro da dimenticare di Granoce alla 37esima. Eravamo andati un po' troppo avanti con la sintesi e con il commento soprattutto. Qui rischia molto il Chievo. Sanchez si immola, come si dice. Yepes che va a respingere il tiro e poi va anche a pestare Sanchez, che però riuscirà a riprendersi. Guardate cosa combina Bentivoglio. Ai 2 all'ora non vede e non sente Asamoah lì dietro, poteva lanciare Pellissier a rete e invece si addormenta. Tutto questo alla 40esima. Entra Corradi che si fa vedere con questo colpo di testa debolissimo e centralissimo. Nessun problema per Sorrentino. Una partita brutta sul piano dello spettacolo, ma forse c'era anche da aspettarselo. Poi qui c'è uno scontro Sorrentino-Yepes, viene fischiato se non sbaglio il fallo in attacco, però si fa male Sorrentino, che riuscirà comunque a riprendere il suo posto nello scontro con Yepes e non con Corradi. E poi nel finale un cambio, questo no, non preventivato, si copre Di Carlo con l'ingresso di Sardo al posto del capitano. Qui siamo nel recupero che viene aumentato di 1 minuto. E qui vediamo anche le cifre di una partita brutta, bruttissima, ma un punto salvezza importante. Come vedete i tiri in porta sono stati 17 per l'Udinese, solamente 7 per il Chievo, 8 tiri nello specchio della porta e 2 solamente nello specchio della porta da parte del Chievo, che porta a casa un punticino. Domenica prossima affronterà il Parma di Guidolini, che ha battuto il Milan.